A 20 anni dalla scomparsa di Gianni Pellicani, deputato veneziano della sinistra dal 1972 al 1994, la fondazione che porta il suo nome, riordinando gli archivi, lancia il tema del riformismo, cioè del cambiamento sociale che passa attraverso processi graduali e democratici, un tema che ha tenuto banco nella sinistra per tutto il Novecento. È possibile un vero riformismo, è possibile fare le riforme, quelle che l'Italia ritiene indispensabili da tanti anni, da decenni, sul piano amministrativo, tecnico-amministrativo, burocratico, politica fiscale, politiche sociali. È ancora possibile, ancora ha senso essere riformisti, cioè volere seriamente e radicalmente queste riforme? È una parola ormai di cui si è abusato, una parola svuotata di significato e quindi tutti a parole sono riformisti, ma nessuno fa le riforme. In un Parlamento anche che è stato svilito. Riformismo è innovazione, ma anche sopravvivenza. La sinistra deve sforzarsi di essere riformista, ci sono avversari molto attrezzati. Ne va della sua stessa esistenza, al di là del consenso elettorale, anche perché dall'altra parte ci sono degli avversari attrezzati. Dietro c'è, ripeto, anche un'idea di società, un'idea di economia, soprattutto un'idea di politica e di potere. E noi dobbiamo, la sinistra, soprattutto a livello europeo, deve essere in grado di attrezzare a sua volta un pensiero che sia nella condizione di contrapporsi. Dunque il riformismo è possibile, veramente realizzabile nei fatti e non solo a parole. Difficile, molto difficile, per ragioni storiche generali, per la situazione in cui versa la politica europea. I margini di una efficace politica riformista sono ridottissimi.